sta? Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora Israele mette gli stivali sul terreno in Libano. È partita la più volte annunciata operazione militare di terra. Non si tratta di un'invasione su larga scala del Libano, come fu nell'82 e poi parzialmente nel 2006, si tratta di un'operazione dichiaratamente mirata, ha annunciato l'esercito israeliano, mirata a rimuovere delle enclavi terroriste di Hezbollah incistate nel sud del Libano, che continuano a minacciare i civili israeliani, continuano a impedire che 80 civili israeliani tornino nel nord del paese nelle proprie case, continuano a coltivare le proprie iniziative che mirano alla distruzione dello Stato di Israele. Quindi una iniziativa che si chiama Frecce del Nord, mirata a rimuovere la rete terroristica di Hezbollah, manovrata da un punto di vista finanziario e anche ideologico dagli ayatollah iraniani. Questa è l'operazione a cui siamo di fronte al momento. Ovviamente Israele si riserva di valutare lo sviluppo in fieri, come ha fatto a Gaza. Israele ha messo Hamas quasi in condizione di non nuocere, l'ha schiacciata nella parte meridionale di Gaza, ha ucciso il suo capo Haniyeh mentre era in Iran dai suoi protettori, condanna Sinwar a un'esistenza da fantasma in fuga, e ora si rivolge al fronte nord, cioè Hezbollah, di cui ha appena ucciso lo storico capo Nasrallah. Nel frattempo non sottovaluta neanche il fronte ovest, le alture del Golan, la minaccia del regime siriano. Infatti sono stati effettuati dei bombardamenti anche sul fronte ovest, perché ricordiamoci, cioè focalizziamolo anche geograficamente, Israele è circondato su quasi tutti i suoi lati da nemici che bramano, alcuni hanno proprio come obiettivo politico la sua distruzione. E qui allora veniamo al punto, cioè al punto che spesso viene rimosso, addirittura negato dagli espertoni, dalle analisi interessate, dal mainstream intellettuale che purtroppo in Occidente ha questa fascinazione per i tagliagole, anzitutto per gli ayatollah iraniani, fin dal 79, fin dalla rivoluzione khomeinista. Ricordiamo Michel Foucault e tanti intellettuali che vedevano in Khomeini una sorta di liberatore terzomondista e non il barbaro tagliagole islamista che era. E qual è il punto? Il punto è che gli stivali sul terreno di Israele sono i nostri stivali, sono anche i nostri. Noi siamo in una posizione comoda perché li mette Israele per noi, ma quantomeno non dobbiamo scordarci che sono i nostri stivali anche. Il perché lo diceva una signora, lo diceva come meglio non si può dire, una signora che si chiamava Oriana Fallaci, che tra le altre cose scriveva così: sono sionista perché sono donna, europea e occidentale. Sono sionista perché non mi piace che sgozzino la gente, che lapidino le donne, che uomini adulti sposino bambine. In definitiva sono sionista perché sono egoista e so che se muore Israele, il nostro migliore e più coraggioso alleato, moriremo anche noi con lui. Questo voleva dire la Fallaci. La Fallaci ci ricordava la consapevolezza culturale minima, innegabile, per cui Israele è la nostra trincea, è anche la nostra trincea contro l'orrore. E con tutti i limiti, i difetti, gli errori, le storture di Israele, non dobbiamo retrocedere da questa consapevolezza culturale minima. Nel nostro interesse, la provocazione della Fallaci, che ovviamente stava con Israele per profondi motivi valoriali, ma è sufficiente un sano egoismo per stare con Israele. È sufficiente un vago istinto di sopravvivenza individuale e collettiva come cultura e come civiltà per stare con Israele. Per questo ci sentiamo di ribadire che gli stivali di Israele sul terreno in Libano sono anche i nostri stivali. Grazie a tutti, vi aspetto.